Io volevo chiedere al senatore De Poli come mai lei, caro senatore, è l'unico segretario nazionale del partito che viene a Rovigo. Forse lo sanno gli altri dove è Rovigo? Ma al di là, grazie Renato, grazie a tutti, a tutta la nostra meravigliosa squadra dei candidati qui di Rovigo, ma a me fa veramente piacere essere oggi qui a Rovigo a presentare la squadra dell'UDC con Stefani presidente. I nostri valori, i nostri principi in questa terra sono radicati nella storia, sono radicati nelle persone che oggi rappresentano questo grande territorio, ma ancora di più lo saranno nel nostro futuro. In primis la persona al centro. Noi partiamo da questo presupposto. Se non c'è la persona, non c'è il percorso di vita. La persona, i nostri figli, il creare famiglia, i nostri giovani che devono trovare la possibilità di avere una casa, quindi aiuto alla prima casa. Il lavoro, senza lavoro non c'è dignità e di conseguenza il lavoro significa impresa, impresa significa far crescere il nostro tessuto socio-economico e altrettanto l'ambiente meraviglioso del Rodigino, del Delta del Po, dove il turismo, attenzione, percorsi enogastronomici, percorsi culturali fondamentali. Rovigo rappresenta una grande realtà nel territorio veneto, ma in modo particolare anche a livello nazionale. E quindi tutto questo, il 23 e 24 di novembre, votate l'Unione di Centro, votate l'UDC Stefani Presidente.